È arrivato in anticipo questa mattina in tribunale a Locri Mimmo Lucano, accompagnato dal suo avvocato Andrea Dacca, il sindaco di Riace, convocato per l'interrogatorio di garanzia. I cronisti sono lì ad attenderlo, ha il volto tirato. Non ho nulla da nascondere e da non dire. Tutto quello che lo so vi dico. Ribatterà punto per punto? Per forza. Va bene, ti saluto. Si dirige verso l'ingresso mentre dalle parole emerge l'incertezza del futuro. Continuerà il modello Riace. Speriamo. Ha ricevuto tanta solidarietà, sì. Se l'aspettava tutta questa solidarietà? No. Il sindaco, sospeso dall'incarico dal prefetto di Reggio, è accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e irregolarità nell'affidamento diretto a 2 cooperative del servizio di rifiuti. Ad interrogare il primo cittadino, il giudice per le indagini preliminari Domenico La Croce. Ieri le parole del procuratore di Locri, Luigi D'Alessio, che ha detto: nessuno è al di sopra delle leggi. Un caso che divide politica e opinione pubblica. Mimmo Lucano al fratello Giuseppe, con lui anche oggi avrebbe confidato: mi hanno arrestato per un reato di umanità. Intanto sabato pomeriggio a Riace la manifestazione promossa da sindacato e movimenti. Lo stesso presidente Oliverio, con una dichiarazione pubblica, ha espresso vicinanza a Lucano. Sono ore di incertezza per tante famiglie che nel borgo del Reggino avevano costruito la vita, per tanti operatori italiani, calabresi, che attraverso i progetti d'accoglienza avevano trovato la dignità del lavoro. Tra l'altro lavorano le persone più svantaggiate di Riace, assieme anche ad alcuni rifugiati. Al termine dell'interrogatorio di garanzia è lo stesso Lucano a spiegare l'affidamento diretto sul fronte dei rifiuti. Io ho cercato di fare luce qua, di coinvolgere anche le cooperative sociali e devo pagare per questo. Ma veramente mi sembra una cosa assurda, perché mi accusano che ho fatto un affidamento perché ci doveva essere l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali calabresi, ma non era operativo. Ma cosa è stato detto al sindaco nel corso dell'interrogatorio? Mi dicevano che umanamente sono dalla mia parte, umanamente sì, però le regole così. Il primo cittadino resterà in attesa delle decisioni del tribunale.